Siamo venuti qui in Piazza Municipio a trovare l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Di Rosa. Da venerdì alle 7 sta attivando questa forma di protesta, questo sciopero della fame per cercare un po' di arrivare alla soluzione di una sentenza che non arriva. Ecco, ma vogliamo capire, anche relazionarci su questa esperienza e cosa pensa di ottenere e in che tempi, e se continua ancora, se vuole continuare ancora lo sciopero della fame, che chiaramente insomma può dare anche dei problemi a livello per la salute. Ma intanto tengo a dire che ieri ho avuto un mancamento, ma oggi sto bene, sto meglio, non sto bene. E andrò avanti con lo sciopero della fame finché me la sento. Naturalmente ieri i medici mi hanno intimato di sospenderlo, la famiglia pure, non voglio andare avanti, nel senso non voglio assolutamente distruggere il mio fisico. Per quanto riguarda cosa voglio ottenere, io voglio ottenere il deposito di una sentenza, non chiedo assolutamente la testa di nessuno, non sono un giustizialista, io chiedo la sentenza su di un avvenimento. Dovrebbe chiederla anche l'incolpato, secondo me, perché un incolpato non vede altro che il momento della sentenza come la soluzione di un problema o continuare in seconda istanza. Di conseguenza dovrebbe essere anche l'incolpato a chiedere la sentenza. Ecco, ricapitoliamo per i tanti che magari non sono ferrati nelle dinamiche processuali o giudiziarie. Ecco, lei parla di una sentenza che deve arrivare da parte di chi? La sentenza è quella relativa al dissesto finanziario del comune di Porto Empedocle, sono stati riconosciuti colpevoli del dissesto per il 70% il ragioniere contabile del comune di Porto Empedocle, un certo Alesci, e per il 30% il sindaco pro tempore di Agrigento, l'onorevole Firetto. Ci tengo a precisare che dico onorevole Firetto perché non è un qualsiasi cittadino preso dalla strada e si è candidato sindaco, era da 30 anni che faceva politica, perciò di conseguenza conosceva le dinamiche politiche, non è stato fatto a caso quello di cui è incolpato eventualmente. La sentenza dirà se abbiamo un buon amministratore. Deve mettere la sentenza. La sentenza la emette la Corte dei Conti, il 28 febbraio c'è stata l'udienza finale per sentirsi condannare i due personaggi e ad oggi, dopo 140 giorni quasi, non si dà... Solitamente in che tempi arriva una Ecco, sentenza? io ho aspettato perché diciamo che di norma la media in Sicilia, la Corte dei Conti siciliana, non ha mai superato dalle 60 ai 90 giorni. Quindi perché questo ritardo? È il ritardo perché purtroppo la politica entra in tutto in Sicilia, perché essendo una regione... Quindi secondo lei viene osteggiata questa decisione da parte degli organi istituzionali? Cioè, qual è il suo pensiero? Non voglio Come c'è il pensiero è quello che stanno cercando di aiutare possibilmente coloro i quali hanno perpetrato questi reati, di conseguenza sono dei reati. Vi dico che se non erano fatti a livello amministrativo in un ente pubblico, erano fatti in una società privata, si parla di dissesto finanziario, significa fallimento e il default, e tu hai fatto di conseguenza due reati. E invece in amministrazione si va avanti con i nostri consigliere, soldi. lei ha avuto da parte degli organi, diciamo, preposti qualche risposta, non so, prefettura, sono arrivati dei riscontri anche per quello che lei sta facendo, anche la città come ha risposto? Ecco, brevemente, se lei continuerà anche questo sciopero della fame, perché chiaramente deve anche pensare alla sua salute. Ma intanto ringrazio la città per quello che ha fatto, non solo la città di Agrigento, tantissime solidarietà da parte di gente da Bivona, da Roma, da Palermo, da Palma di Montechiaro sono arrivati ad Agrigento dei ciclisti apposta per venire a solidarizzare con me, da Porto Empedocle, stamattina alle 6:30 chi mi ha svegliato è la sindaca di Porto Empedocle, è fuori, mi ha detto che ci si farà sentire in mattinata di nuovo, è stata a Bergamo, sta tornando da Roma e devo dire si è messa in moto una macchina di solidarietà da parte della città. Io non cerco però solidarietà, io non devo ricandidarmi, io sono stanco di dire che io non faccio politica per i miei scopi, io faccio politica perché credo in quello che sto facendo, io voglio giustizia, giustizia sia la sentenza,